Oggi vi portiamo alla scoperta di una casa davvero interessante. Ci troviamo a Codevigo e vi proponiamo in vendita una villa unifamiliare costruita, anzi ultimata nel 2010, con 113 metri quadri di ricovero attrezzi in corpo staccato e ben 9.000 metri quadri di terreno. Iniziamo. Allora, io direi di partire dalla casa. Innanzitutto vi dico che si entra da là in fondo, poi vi metteremo un video, quindi c'è veramente tantissimo giardino. Il terreno di pertinenza della casa supera i 2.500 metri quadri, ma poi è circondato da ulteriori 6.000 e rotti metri quadri di terreno agricolo, per cui insomma avete veramente un sacco di spazio. Qui c'è il camminamento per arrivare alla casa, mentre sulla parte di sinistra abbiamo quello invece dedicato al ricovero attrezzi, che dopo andiamo a vedere. Allora, la casa è sicuramente molto interessante perché è uno stile, diciamo, tipico di campagna, per cui non poteva andare diversamente, ci doveva essere per forza il portico e qua ce l'abbiamo. Eccolo qui, sono 26 metri quadri di portico, tra l'altro bello perché abbiamo anche le colonne che sono rifinite con il mattoncino. È una cosa molto particolare che guardando in alto troviamo la travatura a vista, molto carina, con il terrazzo che poi comunica con la mansarda, ma poi la vediamo in un secondo momento. Spazio veramente interessante per mangiare fuori e qua siamo rivolti completamente a sud, quindi avete tantissima luce. Qui c'è l'accesso al salotto, poi abbiamo la cucina e lì in fondo poi vedremo c'è il garage. Questo è l'ingresso principale, infatti con la chiave si entra da qui, e poi abbiamo la nostra zona giorno, come dicevamo, divisa, quindi da una parte il salotto e dalla parte opposta la cucina. Il salotto misura 32 metri quadri e qui al suo interno troviamo anche qui una cosa molto particolare, cioè il caminetto a legna. La casa, siccome è recente, ha il riscaldamento a pavimento, per cui il caminetto a legna, diciamo, diventa un po' uno sfizio, però sicuramente in questa zona è interessante. Aria condizionata già installata, rimane installata. Questo è il primo split. Per quanto riguarda i serramenti, sono in legno con il vetrocamera, poi abbiamo i balconi esterni, pavimentazione in piastrella per tutto l'ambiente della zona giorno e poi vediamo che la scala invece è in marmo. Qui abbiamo una porta scorrevole che non vi occupa spazio, con il vetro, e vi dà l'accesso alla cucina separata che misura oltre 17 metri quadri, bella grande. Per quanto riguarda i mobili, diciamo che nel prezzo che vi dirò alla fine non abbiamo compreso nulla, o meglio abbiamo detto se c'è qualcosa che vi interessa ci si può mettere d'accordo tranquillamente, però questa, diciamo, mettendosi d'accordo potrebbe essere interessante perché è già fatta su misura per l'ambiente. Spazio per tavole e sedie, se tra l'altro volete anche prendere un tavolo che si possa allungare, ci sta benissimo. E qua avete le due finestre che danno verso il lato sud, quindi verso, diciamo, il lato portico. Abbiamo poi un ripostiglio sotto scala, guardate anche la colonna. Qui dentro ovviamente magari ci mettete un po' di cose e avete anche il quadro elettrico. E il corridoio con, innanzitutto prima di entrare nel corridoio qui c'è il termostato per il riscaldamento a pavimento della zona giorno e qui abbiamo i collettori sempre del riscaldamento a pavimento della zona giorno. Bagno al piano terra con tutto in realtà, perché c'è water, bidet, doccia dietro di me, lavandino, abbiamo l'attacco per la lavatrice e anche la caldaia qui dentro, per cui bagno, lavanderia e locale tecnico tutto insieme. Allora, questo invece sarebbe il nostro garage, che noterete in realtà non è stato utilizzato come garage perché ci hanno messo un po' di mobili vecchi che avevano, per cui insomma sono stati recuperati in questo modo, e laddove ci doveva essere il basculante, e cioè qui, hanno chiuso, diciamo, un po' prima del basculante con una paletina in cartongesso. Per fuori il basculante c'è, per cui basta buttarla giù se volete parcheggiare all'interno, nessun problema.
Andiamo a vedere anche il reparto delle stanze, anche qui non ve l'ho fatta vedere, porta scorrevole, questa invece è piena. E poi partiamo con le nostre scale in marmo, ringhiera in legno con ferro battuto. E qua sopra abbiamo le 3 camere, diciamo 3 camere, però vi spiego un po' di cose. Allora, qui c'è da dire, siamo sopra il salotto, questa stanza qui misura 32 metri quadri. Questa non è accatastata, non si può accatastare alle condizioni attuali, per cui ci siamo già informati. Questa stanza qui in realtà andrebbe chiusa. Ho tolto gli impianti, ripristinato e chiuso. Ovviamente probabilmente nessuno lo farà, per cui ecco, abbiamo già previsto che comunque questa spesa si stima in circa 13.000 euro se uno volesse togliere tutto. E per togliere tutto intendo anche il terrazzo che avevamo visto prima, perché anche questo non è regolarizzato. Per cui nella perizia, diciamo, che è stata fatta, troverete anche tutte queste informazioni, cioè tutto il resto della casa è a posto. Questa stanza in realtà non dovrebbe esserci, quindi è una cosa in più. Casomai, se fate mutuo, si potrebbe anche pensare di chiudere in qualche modo la stanza e dopodiché riaprire se la volete utilizzare, altrimenti purtroppo non è sanabile. Bagno della zona notte con lavandino, water, bidet, e qui abbiamo una chicca, e cioè la vasca idromassaggio. Se è una cosa che vi piace, insomma, è sicuramente comodo. E i bagni hanno anche questi termostato all'interno, per cui il riscaldamento va indipendente per i bagni. Qui abbiamo la camera padronale ufficiale che supera 18 metri quadri, quindi bella grande, sempre con esposizione verso il lato sud del fabbricato. Aria condizionata, quindi qua siamo al terzo split perché ce n'era uno anche nel locale mansarda, qua sopra, ripostiglio con i collettori del riscaldamento a pavimento di questo piano e infine, ultima stanza, questa ha una dimensione di circa 14 metri quadri, per cui una bella camera doppia. Difatti vedete c'è un letto comunque matrimoniale al suo interno e c'è un bel armadio grande. Abbiamo anche il ricovero attrezzi. Quindi attraversiamo nuovamente il portico. Piccola cosa che mi sono dimenticata, qui abbiamo le nostre tende motorizzate. Quindi guardate in alto, questa è quella di sinistra, visto che siamo a sud, seconda e infine la terza. Per cui se c'è tantissima luce, sole, eccetera, potete sicuramente abbassarle con un pulsantino ed è comodo. Aspetta che li rimetto a posto. Ok, bene, andiamo avanti, vi restano un sacco di piante, per cui se vi piacciono le piante è comodo. E qui vediamo il ricovero attrezzi che misura 113 metri quadri e qua il basculante del garage. Vi ricordate che vi ho detto che per dentro era chiuso con il cartongesso? Basta buttare giù quel muretto in cartongesso e riuscite ad entrare con la macchina. Allora, qui questo è rimasto al grezzo, è accatastato come ricovero attrezzi, legnaia, cantina, per cui è proprio, diciamo, uso agricolo. Infatti per questo locale, che è bello grande, quindi magari a qualcuno potrebbe venire in mente anche di farci una casa, in realtà c'è un vincolo d'uso purtroppo, e cioè proprio vincolo d'uso agricolo, e quindi andrebbe utilizzato in questo senso. Poi non so quanto il comune venga a controllare cosa ci fate all'interno, però io ve lo dico. E qui c'è un'altra stanza, purtroppo non abbiamo le chiavi, comunque sempre al grezzo anche questo. Quindi avreste, diciamo, la predisposizione per una porta finestra, le 2 finestre qui e poi appunto lo spazio per mettere magari 2 basculanti grandi, per cui anche ritornando al discorso del garage che è stato chiuso appunto con il cartongesso, se quella stanza lì la volete continuare ad utilizzare in questo modo, le 2 auto ci stanno benissimo anche qua. Un giro anche attorno al ricovero attrezzi, vi volevo far vedere il terreno che è veramente molto grande. Attenzione qui che abbiamo un po' di cose. Allora, poi dall'altro con il drone riuscite a percepirlo anche meglio, però abbiamo, diciamo, anche tutta questa parte fino a dove c'è un piccolo dislivello.
Attualmente il terreno viene gestito da qualcuno del posto, insomma, che se ne occupa, quindi loro si curano, cioè i proprietari curano, diciamo, la parte di pertinenza della casa, quindi tutto quello che vedete che è stato tagliato, mentre questo signore cura tutto il resto. Per cui se non avete voglia di gestire questi 6.000 e passa metri quadri di terreno agricolo, potrebbe essere interessante magari mantenere i rapporti con questo signore. Allora, poi qui avete, vabbè, un barbecue, loro l'hanno messo qui, ma ovviamente con tutto questo giardino riuscite a fare qualsiasi cosa. Questo invece è la canna fumaria, diciamo, del caminetto che avevamo visto dentro nel salotto, quello a legna, ed è rivestito, diciamo, con i mattoncini a vista, anche questo, mentre qui abbiamo le vetrate scorrevoli che in sostanza ci riportano verso il portico. Riassumendo, vi proponiamo in vendita una casa singola del 2010, abbiamo ben 9.000 metri quadri di terreno di proprietà della casa, suddiviso in parte tra terreno di pertinenza e in parte campi agricoli. Completiamo poi con un ricovero attrezzi di 113 metri quadri e ci troviamo ovviamente, come abbiamo già detto, a Codevigo. Per tutte le informazioni potete comunque guardare il nostro sito web e il prezzo richiesto è di 312.000 euro, solo con MS Immobili.